Buondì, mi chiamo Gabriele Riva, sono il presidente dell'Unione dei Ladini del comune di Oltac, cioè di Voltago a Gordino in italiano. E l'Unione dei Ladini di Oltac è nascita nel 1997 e mi sono presidente dal 2002. Naturalmente, come tutte le unioni ladine, anche la nostra è nascita per mantenere quel che ne resta, quel che la storia l'ha portata fino adesso, quel che un porta avanti perché che non si perde della nostra cultura ladina, delle nostre tradizioni e di quel che possiamo salvare. Per il passato hanno fatto tante robe, come tante le fa le unioni dei nostri paesi, della nostra provincia. E se può ricordare che ne qualcheduna può essere il Lunari, che adesso non ricordo l'anno, ma il Lunari lo chiamava la Thiriga perché era sta, e la Thiriga per italiano sarebbe la rondine, che è simbolica anche del fatto che la torna tutti gli anni e quindi non la si dismentica mai di noi, onde che on tira inte tutti i luoghi del nostro paese mes per mes. E sta roba l'hanno fatta anche contemporaneamente al mercatino dell'artigianato, che ha mettesta una proprio per tirare su skei, per rifare i costumi sia da uomo che da femmina della tradizione. Una roba importante che hanno fatto qualche anno fa e che ancora sono portata avanti è proprio una roba che è importante di perché la fa vedere qua anche stando insieme e unendosi si fa forza. Infatti hanno costituito un gruppo folk che si chiama I Ladini del Poi che Bala, del Poi perché il Poi è il bosco che noi non piace di che spartisse ma che unisse i paesi del Poi, cioè Oltac, Voltago, Gosalt, Gosaldo e Rivamonte, Riva. Infatti chi che bala, chi che suona e chi che canta in questo gruppo è proprio dentro da sti tre paesi che si cata una tante volte anche 2 volte alla settimana prima dei bai, prima delle serie che onda delle manifestazioni varie, che anche una volta alla settimana o magari per l'inverno anche in Cimanco, per provare sti bai e queste canzoni che le viene dalla tradizione del nostro paese e che porta in giro per la provincia manca fuori. Sono stati a Dolomieu, il paese di Eudade Dolomieu che l'ha scoperto, diciamo così, le Dolomiti, cioè l'ha studiata per prima la Dolomia, invitati proprio da chi da Agort che si gemella con quel paese francese. Siamo andati in te e hanno fatto i nostri spettacoli e hanno portato quindi la tradizione e la cultura dei nostri paesi anche all'estero. Sempre col gruppo folk, nel 2009 hanno organizzato anche la rassegna dei gruppi folk a Gordini, che è una manifestazione che viene fatta tutti gli anni nel comprensorio dei sedesi comuni della Gordino, che tira una tutti i gruppi folk, quindi a Gordini. Nel 2009 l'hanno organizzata noi e l'hanno organizzata gli stessi dì della sagra di Sant'Antonio a Rivamonte. Anche là è stata una bella giornata perché così si è seccata una insieme, vuol dire che la tradizione la va avanti e che si diverte ancora sia per noi gruppi che per chi che ne viene a vedere. E più recentemente un altro impegno, un'altra iniziativa dell'Unione è stata quella di tornare a portare in qua dal passato, quindi dalla tradizione specialmente orale dei nostri paesi, le varie storie che noi chiamiamo berte, scione più comunemente, e anche però la storia vera e propria del passato e dei fatti davvero succeduti, della storia quindi del paese. E hanno organizzato una mostra a cielo aperto, cioè è stata una manifestazione che hanno organizzato in il centro storico del paese, qua a Oltac, e che in poche parole la mostrea sui barcoi, sui terrazzi che veniva fuori dalle porte, dalle finestre delle case vecchie, dei talvà ancora dei legni che si mantiene quasi pulito in il centro del paese. I vari personaggi tipici, quindi si passa dalle scene vere e proprie che mi conta mia nonna, quindi il Mazzarolo, l'Om Salvare, le Donate, il Barbazucon, a chi che invece sta la storia, quindi la famiglia di Da Voltago, che era i signorotti che erano Castel, che ormai non le più, alla storia vera o presunta dell'apparizione della Madonna ormai 70 anni fa. Dopodiché
dopo il successo di quell'edizione, è stata tanta gente che le viene a vedere, che ne ha fatto tanti complimenti, e di questo ho detto non tanto per farsi gloria a noi, quanto per far capire che quanta la gente interessa comunque ancora queste robe. L'anno dopo hanno fatto un libro, che ho qua, che si chiama proprio Una volta al tac, Sant, Siori e Scione del Paese, che la tira una proprio tutte le foto di quel dì, le storie, quindi in voltaghese, diciamolo così, ma anche in italiano, perché tanti turisti all'estero, delle storie appunto della mitologia, ma anche della vera storia del paese. E finché dopo, visto che la manifestazione ormai era finita e libera e la mettesse nero su bianca che era successo, hanno pensato anche però di rendere sta roba, specialmente per i turisti, fruibile. Quindi se veniste qua, che le Istruz, anzi lo che si chiama Anterlevai, e avendo sta strada silvopastorale, che purtroppo l'era mantenuta malamente, hanno pensato di ripristinarla e di farla diventare quel che chiama il Troi delle Berte. Posso tornare un attimo sul Liber e vedendo una pagina capite che parla. Qua sono sulla famiglia di Davoltago, cioè la famiglia di Davoltago. Davoltago perché era originario da qua, era, diciamo così per italiano, i signorotti del paese, cioè chi era aveva più potere e chi che faceva in maniera che il paese fosse governato pulito e che potesse andare avanti bene. Infatti, come che vedete, su una bella casa del centro storico, ho messo ai balconi delle finestre il e la, vestiti come che se pensa fosse vestiti una volta, che guardano il paese e guardano che succede. Un'altra pagina del libro la parla delle apparizioni di Pian di Son. Pian di Son di Oltac, onde che nel 1937, se può vedere anche da qua, dalla foto, si pensa sia apparsa la Madonna. Era dei boccette che venne al Pasco le soccaure, le sofede, e a busta apparizione della Madonna. Naturalmente in seguito le successe tante robe e adesso ancora le chi che crede, chi che non crede. A noi pensiamo invece che basta incinde fede e le che importa per credere, quindi non serve da avere se sia successo o no, che l'importante è proprio pensare che qualcuno solo di noi ne protegge e ne il bene. Siamo quasi alla fine di questa gerta del Troi delle Berte e dopo le donate arrivarono all'apparizione della Madonna del Pian di Son e il luogo qua è proprio vicino a onde che è davvero successo. E intanto potete anche raccontarvi di altre robe che fanno la nostra Unione o di quel che farò per gli anni che vengono. In piazza del paese, in banda alla Cesa, hanno fatto su del legno in talvà, che diciamo proprio il talvà dei ladini, onde che io per l'anno, e allora si parla di 3-4 volte all'anno, e a seconda anche del periodo dell'anno che lei metteste fuori, viene inscenate proprio delle scene, oppure vi mettesti dei panei o altre valche che parli di un argomento specifico della cultura, della tradizione del paese. Adesso le fora un panel che parla dei detti, dei proverbi di una volta, naturalmente in voltaghese e con la traduzione per italiano. Se intende un'unione ladina o fa parte dell'unione ladina non di folklore quindi, o di cultura. E una persona che non ha cultura vuol dire che ha una vita piporetta, perché senza interesse nella vita, senza cultura, quasi non vale la pena vivere una vita. Quindi mi direi anche specialmente ai giovani di fare parte di queste unioni e di aiutare il suo paese, che poi vuol dire anche aiutare se stessi, perché un paese è fatto da persone e chi che vive in quel paese, proprio gli abitanti che è l'anima del paese. Direi a tutti quindi di dare una mano in nostri paesi, perché sono i problemi che ha, però se portano avanti la cultura, che là sarà la vita che ne può mantenere.